Salute a tutti! Da Mettalla a Bidaramosa, oggi Valle Hermosa, percorrendo in tutto 30 miglia, 44,4 km, si giungeva a Sulcis, attuale Sant'Antioco. L'itinerario attraversava il territorio di Bidamassarcia, Villa Massarcia, il paese dei Massai, dove è stato rinvenuto un migliario che tracciava proprio la strada per Sulcis. La pietra inscritta, individuata in località Stias, si ritiene contenga una dedica all'imperatore Traiano, regnante dal 98 al 117 d.C., la cui onomastica canonica era Imperator Caesar Nervas Traianus Augustus. Saltata la porta di Gennacorriga, il varco si apriva alla valle di Flumene Tepido e Serbariu, intorno al cui nucleo si è sviluppata negli anni 30 del Novecento la città di Carbonia. A sinistra del canalone che univa i due centri si ergeva l'area sacra di Monte Sirai. Come ho già avuto modo di accennare, le strade sarde passavano davanti ai grandi santuari dell'antichità, perciò è fuorviante chiamarle strade romane. È inoltre errato definire fenicia o punica la necropoli di Monte Sirai, le cui tombe sono il riadattamento di precedenti domus deianas. Lasciati Sirai e Serbariu, prima di giungere a Sulcis e Sant'Antioco, il viaggiatore incontrava Suerciu, centro dedicato a San Giovanni in era cristiana. Il suo toponimo nella variante locale, Suerciu, con la liquida R che si sposta in avanti di una sillaba, significa sugaretta. Nel periodo invernale le ghiande di questa pianta nutrivano gli animali e talvolta anche l'uomo. Cervi e cinghiali allo stato brado facevano incetta di lande che l'uomo raccoglieva per dare da mangiare soprattutto al maiale domestico, detto in sardo sumannale. La scrofa è chiamata in sardo sughe proprio perché si nutre del frutto dell'albero del suerzo o suerciu, ossia della quercia ghiandifera. Per l'aiuto che dava all'uomo, questa pianta era considerata sacra a Marte e il suo fusto faceva parte della simbologia in mano a Giove. La stella più luminosa del cielo si chiama oggi in italiano Sirio, ma in greco era scritta Surios e in latino Surius. Tale prestito, adottato dal sardo, si pronunciava Surzu, contrazione di Suerzo. Da qui hanno preso il nome i vari Suerciu e lo Surzu. Pertanto si può affermare che la stella più brillante dell'universo celeste, posta nella costellazione del Cane Maggiore, è il frutto della quercia ghiandifera, detta anche Chercu in sardo, da cui è nato l'omonimo cognome Cherchi. Per comporre il cosiddetto triangolo invernale, la stella Sirio si associava a quella di Procione, indicante la costellazione del Cane Minore, considerata l'ottava stella più brillante del cielo notturno. Il procione è un animale nativo dell'America, giunto in Europa solo dopo la scoperta del Nuovo Mondo. È chiaro perciò che tale stella non poteva essere intitolata a questo mammifero. Infatti procione è scritto in latino propuon, che ricalca il greco antico propuon, ed è un prestito del sardo pelagico che traslittera il procu, dione, porco grande o grande luce del porco. Procu, con metatesi linguistica, vale a dire con spostamento della consonante liquida R all'interno di parola, diventa a seconda della località porco. Con o senza diminutivi sono dedicati a questa stella i cognomi sardi porco, porchetto, porquetto, porcetto e pugetto. Il triangolo invernale è completato dall'astro Betelgeuse della costellazione di Orione. Questa stella è una supergigante rossa che si distingue per colore dalle altre due bianche, in sardo Canas, di Sirio e Procione. Per metonimia, utilizzo di un nome simile per un altro con diverso significato, le costellazioni del Cane Maggiore e del Cane Minore sono state considerate dei cani, generando la favola dei cani di Orione, il cacciatore, che inseguono la lepre. In realtà Orione era un arciere che cacciava il porco, che si nutriva di Suerciu. A conferma di ciò è riportata nella letteratura latina la leggenda di Picco, tramandataci da Ovidio e da Virgilio. Il divo Picco, il cui nome rivolto alla picca o ghiandaia, fu uno dei primi re del Lazio, figlio di Saturno e Feronio, ossia dell'acqua e del fuoco, e regnò su Alba Longa. Picco si unì a Canente,
canes al nominativo singolare, da cana, stella biancastra, quali erano Procione e Sirio, da cui è stato generato il cognome sardo Canu. In altre parole, il picco o ghiandaia si era congiunto alla divinità stellare Canuta o Cana di Sirio o Suergiu, ghianda. In terra sarda dalla ghiandaia denominata pica, piga o spiga sono scaturiti i vari nomi della spiga del grano, detta ispicca, ispiga o spiga. Dalla più luminosa stella della Vergine, l'astronomo sardo Sumacu o Macu ha preso spunto per battezzare sia la spiga del grano sia la ghiandaia, denominando tale stella Spica, da cui sono nati i cognomi sardi Piga e Spiga. Anche il toponimo Sirae, luogo in cui è situata la necropoli sulcitana, è un'algera corruzione del termine surra, riferito a una moltitudine di sfere o astri, quali il frutto della Surzaka. Apponendo a Suergiu il nome di San Giovanni e a Sulcis il nome di Sant'Antioco, i cristiani hanno cercato di bonificare tutti quei luoghi pagani rivolti alle stelle. Fortunatamente i sovrani sardi hanno seguito a chiamare quel territorio curatoria di Sulcis o del Sol, curando in sugonnotto la mitologia sarda che precede di millenni sia quella romana sia quella greca. La città di Sulci, oggi Sant'Antioco, costituisce figuratamente la porta d'ingresso della grande isola ed è separata dalla madrepatria Sardegna solo da un istmo unito e legato da un ponte. Quando si dice che Sulcis sia stata fondata da Fenici o da Punici, ci si dimentica dei numerosi nuraghi e domus deianas presenti in tutto il territorio. Avvalorando la tesi fenicia del tutto fuorviante, si è generata l'idea secondo cui i sardi avrebbero lasciato incustodita la porta d'ingresso dell'isola, consegnandola in mani straniere. Sostenere che Sulcis sia stata fondata intorno al 770 a.C. significa cancellare migliaia di anni di storia e di protostoria di questa antica città. Per chiarire il concetto, cercherò di analizzare l'etimologia di Sulcis. Con Atlas, ossia Attula o Tula, si intende il solco sacro tracciato dal Sole o dall'equatore celeste ed è riscontrabile nella variante meridionale sarda con lo stesso significato sia nella nostra Sulcis sia nella Sulcis ogliastrina, posta nel porto di Girasole Tortolì Arbatax. Plinio il Vecchio chiama il cumonio surra delle stelle Iadi con il latino suculae, termine molto simile a sulcuo, sucro, tanto da sembrare una lieve corruzione di sulcula o isola dei solchi sacri. Sulcis era dunque una città celeste, il cui nome deriva dal solco sacro tracciato dal Sole. Per questo Atlas o Atlante era considerato già 3000 anni prima di Cristo colui che sorreggeva la volta celeste. Da oriente a occidente dell'isola di Sardegna, il Sole è radicato nella toponomastica di Gelisuli, di Albadiosa o Arbatax, nella Gallura, nella Galilla e nella medievale curatoria del Sole. Il dio del sole, Apollo, era impersonato in Sardegna dal gallo Purdu, che con la sua cresta sollevata aveva nei sacerdoti guerrieri sardi ispirato il copricapo piumato, pennato e crestato, come quello indossato al Sardus Pater o a Puddu. Se si considera che in origine il sostantivo foiniche era riferito al colore rosso-porpora similmente all'etimo punico, si deduce che queste popolazioni avevano acquisito il loro etimonimo per via del mantello rosso che indossavano. Se poi si realizza che rosso era sinonimo di sardo, si comprendono meglio le dinamiche di questi due popoli. Infatti nel periodo del bronzo apparteneva ai sardi la tradizione di indossare il mantello rosso, chiamato dai romani pelagium, in riferimento ai pelagi, pedargios o popolo sardo, pellito. In altre parole, punicum era un nome sardo rivolto al colore rosso, qual era il melograno, chiamato silvestre punicum da Plinio il Vecchio e malum punicum da Svettonio, per rimarcare il colore rosso dei suoi grani maturi. Fenici e Punici erano dunque sardi che avevano abitato in tempi remoti l'Africa settentrionale e l'Oriente e che erano rimasti sempre in contatto con la madrepatria Sardegna. Ancora oggi punico vuol dire in sardo lussureggiante,
mentre il fenicottero da Phoenix è denominato Mengoni o gente arrubia, gente rossa. Sulcis era una città eterna, aperta sul mare Mediterraneo, a diretto contatto con le sue colonie, che dava e riceveva cultura. Il Museo archeologico di Sant'Antioco ne è una visione diretta. I reperti ivi esposti coprono un arco cronologico che va dal Neolitico al Bronzo e dal Ferro al Medioevo. Sculture, mosaici, gioielli, bronzetti, iscrizioni, manufatti di ogni era accompagnano il visitatore come su una futuristica macchina del tempo nella storia e protostoria. Sulcu è ancora il solco sacro tracciato dal sole sulla terra sarda. Saludos.